Il ritorno della pallavolo femminile ad Agrigento è stato battezzato da un rotondo 3-0 che le ragazze di Tani Frinzi Russo hanno inflitto al Letojanni, squadra neopromossa in Serie B2. Il Volley Città di Agrigento ha impiegato poco meno di 80 minuti per avere la meglio sul sestetto rosanero. Il primo ed il terzo parziale sono stati nettamente vinti dalle biancoazzurre, il secondo invece è stato più equilibrato. Agrigento schiera il sestetto base con Maiello in regia, Ricotta opposta, Caruso e Lombardo, Martelli ricevitori, Sannino al centro e Farrugia libero. La seconda centrale è Signorello. Il Letojanni è una squadra modesta che punta alla salvezza, in evidenza le sorelle Lupica, Graziella e Ausilia e la centrale Guglielmino. Inizio sfavillante della formazione di casa che sbaglia poco in difesa, riceve con buone percentuali e attacca con precisione sia da posto 4 che al centro. Il primo set è nettamente dominato dalle ragazze agrigentine 25-19. Il secondo è invece equilibrato, si gioca punto a punto, ma l'Agrigento è una squadra fin troppo esperta per lasciare spazio alle ospiti. Soltanto nel finale il Letojanni prova a reagire, ma Caruso e compagne chiudono 25-21. Terzo set senza storia con l'Agrigento che chiude in crescendo la gara. Il muro bianco-azzurro smorza ogni tentativo di rimonta del Letojanni. Poi Ricotta e Lombardo fanno la differenza. Agrigento chiude in poco meno di 20 minuti con il punteggio di 25-17. Prima vittoria, primi applausi e primi sorrisi per una squadra che ha ancora ampi margini di miglioramento.